Esatto. Ricordatevi entrambi da quanti anni siete in Italia, Sean? 2 anni e mezzo. No, No, come on. Sono 37 anni. 37 anni. 37 anni che sono qui, principalmente nel Veneto, anzi non ho mai lasciato il Veneto come base. Come si sente dal mio forte accento veneto? Lo possiamo percepire, giusto? Perché? E questo, scusa se ti interrompo, Sì. ma andando un po' al punto, da un punto di vista di approccio professionale, cosa ti ha portato in più? Il saperti adattare non soltanto da un punto di vista linguistico, ma anche da un punto di vista culturale, nelle interazioni che avevi con i tuoi partner commerciali o di consulenza con cui ti sei trovato ad avere a che fare, sia in Italia che, come dicevi tu, in Est Europa oppure in Sud America. Mentre in Giappone lo fai, cioè verso di te, affinché tu possa vedere il mio nome, non è upside down for you, cioè tu vedi e io lo faccio con 2 mani e tu lo prendi con 2 mani, non lo metti in tasca, lo guardi, anche se non ti interessa chi sono, cioè lo guardi per mostrare do il rispetto, ricevo il biglietto, do il rispetto e lo appoggio sul tavolo. È più il valore che viene effettivamente generato da questa creazione di rapporto, che ovviamente non deve essere tra l'altro finalizzata al, e ne userò una lingua che purtroppo qui sono tantissimo affezionato, hic et nunc. Quindi ricordiamoci che il latino ha fatto tantissimo da un punto di vista di comunicazione internazionale. Gallese. Io dico sempre sono britannico-gallese, non sono inglese, però sono gallese. La differenza tra noi due, per esempio, è se noi volessimo fare un business deal, un trattativa aziendale, anche basterebbe dirmi, cioè basterebbe salutarmi in gallese all'inizio, basterebbe solo fare shemai oppure pure da cioè ciao o buongiorno. Ha fortissime differenze di necessità di approccio linguistico che va mano nella mano con l'approccio culturale quando si ha a che fare con interlocutori la cui madrelingua può essere l'inglese, ma può essere anche una cultura di provenienza diversa e l'utilizzo dell'inglese come lingua franca di riferimento, soprattutto in termini di negoziazione commerciale o di conclusione e sviluppo di business. Aggiungiamo anche a quelle qualità tipo listening, il rispetto, ma anche quella empatia che fa parte del listening, cioè accettare le differenze. Anzi, dalle differenze impariamo. C'è anche un po' di pazienza.